Buonasera a tutti voi da Telefriuli, ben trovati all'edizione serale del nostro telegiornale che apriamo con un gravissimo incidente che è avvenuto oggi in autostrada sulla A23. Ha perso la vita un agente della polizia stradale di Amaro che stava concludendo i rilevamenti per un incidente avvenuto in precedenza nello stesso tratto quando è stato travolto da una terza vettura che stava sopraggiungendo. È stato travolto da un'auto che sopraggiungeva sull'autostrada A23 mentre stava terminando gli ultimi rilievi su un incidente avvenuto poco prima nello stesso tratto. Così Maurizio Tuscano, 58 anni, assistente capo coordinatore della sottosezione della Polizia Stradale di Amaro, residente a Moggio Udinese, ha perso la vita questa mattina verso le 6:45. L'agente stava concludendo il servizio di notte quando alle 5 è arrivata la chiamata per un incidente avvenuto nei pressi dell'area di Cormor Est, all'altezza dell'abitato di Coloredo di Montalbano, sul tratto di autostrada che porta da Udine Nord a Gemona. Insieme a una collega aveva messo in sicurezza l'area del sinistro, quindi aveva raccolto tutte le informazioni per ricostruire la dinamica. Terminati i rilevamenti, all'improvviso il poliziotto è stato sbalzato da una vettura, una Suzuki, guidata da un giovane. Non è ancora chiaro il motivo per il quale l'investitore non sia riuscito a scorgere l'agente nonostante il tratto sia rettilineo, né perché lo stesso poliziotto fosse a circa 30 metri dal luogo del primo incidente, forse perché è intento a raccogliere ulteriori informazioni o perché attratto da un'altra situazione. L'impatto non ha lasciato scampo all'agente, inutili tentativi di rianimarlo da parte del 118. Tuscano, che tra 2 anni sarebbe andato in pensione, lascia la moglie Linda e il figlio Mattia. Nel 2007 era stato insignito della medaglia d'argento e nel 2014 della medaglia d'oro al merito di servizio. Rabbia e dolore, sentimenti espressi dalla FSP Polizia, che denuncia l'elevato numero di morti sul lavoro, la maggior parte dei quali appartenenti alla Polizia Stradale, che continua a versare costantemente un tributo di sangue altissimo alla sicurezza dei cittadini nell'insopportabile silenzio generale. E il capo dello Stato Mattarella ha inviato un messaggio di cordoglio al capo della polizia Lamberto Giannini. Ho preso con profonda tristezza la notizia dell'incidente nel quale durante lo svolgimento di attività di servizio ha perso la vita l'assistente capo coordinatore della polizia Maurizio Tuscano. Nell'esprimere la mia solidale vicinanza a lei e a tutta la polizia, chiede Mattarella di far giungere ai familiari i sentimenti di commossa partecipazione al loro cordoglio. Si uniscono al lutto anche la Presidente del Senato Elisabetta Casellati, che si è detta profondamente addolorata, e il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che rinnova nel suo messaggio il ringraziamento alle donne e agli uomini di tutte le forze di polizia per l'impegno straordinario e la professionalità messi in campo a tutela della collettività. Messaggi di cordoglio sono giunti anche dallo stesso capo della polizia Lamberto Giannini, dal Presidente della Regione Fedriga, che esprime vicinanza alla famiglia e ai colleghi dell'agente, dall'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti e dal Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Restiamo in cronaca perché versa in gravi condizioni un uomo di 76 anni residente a Forniavoltri, caduto nel pomeriggio mentre stava decorando la sua abitazione per le feste natalizie. Il pensionato ha perso l'equilibrio mentre stava sistemando le luminarie, cadendo ha sbattuto violentemente la testa. A dare l'allarme sono stati i familiari che hanno chiamato il 112. All'arrivo dei soccorritori l'uomo era privo di conoscenza, stabilizzato, è stato portato in volo all'ospedale di Udine. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno fatto emergere 49 persone, tutte denunciate alla Procura della Repubblica di Udine, che hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza o perché condannate o in carcere o sottoposte a misure alternative alla detenzione, oppure perché non avevano comunicato le circostanze che avrebbero ridotto il valore del sostegno percepito. Il totale delle erogazioni irregolari finora scoperte è di quasi 330.000 euro e sono in corso le procedure di revoca da parte dell'INPS, che al momento ha già provveduto a far decadere il beneficio non spettante nei confronti di 41 persone per un importo totale superiore a 270.000 euro. Le prenotazioni delle vaccinazioni per i bambini in età pediatrica tra i 5 e gli 11 anni potranno essere effettuate a partire dalle 14 di martedì prossimo, 14 dicembre. L'attività di inoculazione prenderà il via al Burlo il 16 dicembre. Per quanto riguarda la partenza a Udine e Pordenone bisognerà attendere il 19 e 20 dicembre. Nel frattempo continua la campagna vaccinale, obiettivo 400.000 dosi da effettuare entro la fine del mese. Sentiamo l'assessore regionale Riccardi.
Parte la campagna vaccinale per la fascia d'età dai 5 agli 11 anni, il via giovedì 16 dicembre a Burlo Garofalo. Per 3 giorni saranno sottoposti alla profilassi 1000 bambini. Apriremo ovviamente anche i bambini con le prenotazioni da martedì pomeriggio per cominciare con alcuni bambini già il 16 al Burlo e proseguire nei giorni successivi nei territori delle 3 aziende sanitarie. L'attività proseguirà il 19 dicembre all'Ente Fiera di Udine, mentre il 20 dicembre sarà la volta di Pordenone nella nuova sede della Cittadella della Salute. Sarà possibile prenotarsi dalle ore 14 di martedì 14. Dal 19 al 31 dicembre saranno disponibili complessivamente circa 3.000 posti, mentre nelle prime 2 settimane del mese di gennaio sarà possibile effettuare complessivamente 6.000 prenotazioni. La gestione commissariale invierà in regione entro mercoledì 15 circa 30.000 dosi. Nell'azienda Friuli Centrale lo faremo al Fiera, naturalmente dedicheremo degli spazi naturalmente ai bambini. Il 15 arriveranno le dosi, il 16 cominciamo a fare qualche cosa per capire un po' come tarare la macchina al Burlo e poi proseguiremo nei 3 territori delle 3 aziende. Prosegue intanto la campagna vaccinale per tutte le altre fasce d'età e per le categorie prioritarie, ovvero per chi è stata imposta l'obbligatorietà. L'adesione di questi ultimi è tiepida, afferma Riccardi, quindi è probabile che a breve le agende si liberino per chi vuole effettuare la terza dose. Obiettivo è effettuare 400.000 inoculazioni entro fine dicembre. Un obiettivo imponente, sul quale però speriamo ci sia un'adesione delle categorie per le quali stiamo tenendo aperte le agende. Se noi non dovessimo avere un'adesione rispetto alle decine di migliaia di persone che rientrano nella categoria prioritaria, a un certo punto saremo costretti ad aprire a tutti quelli che legittimamente chiedono di essere vaccinati e in questo momento sono spostati ai mesi di gennaio e febbraio. Il bollettino di oggi fa segnare un ritorno dei decessi nelle residenze per anziani, 4 sui 9 segnalati oggi, 756 contagi in totale, su 8.956 tamponi molecolari sono state rilevate 660 nuove positività con una percentuale di positività del 7,3%. Sono inoltre 13.365 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 105 casi, lo 0,79%. Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 26, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 290. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale è stata rilevata la positività di 13 persone, altre 7 nelle RSA. Controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Cividale insieme agli agenti della polizia locale della comunità del Friuli Orientale nei luoghi di aggregazione che hanno portato a controllare 400 persone e ispezionare 10 locali tra Premariacco e Cividale, e in un locale di Premariacco sono state riscontrate diverse irregolarità, in particolare 3 dipendenti del pubblico esercizio non indossavano la mascherina e a quel punto è scattata per ognuna di loro la sanzione amministrativa e anche la chiusura per 5 giorni del locale. E i ristoranti denunciano in questo dicembre prenatalizio un calo degli incassi, annullate gran parte delle cene sociali e scarseggiano le prenotazioni per Natale e Capodanno. Il dicembre che ci troviamo a vivere è un mese totalmente particolare, sembra uno degli altri mesi dell'anno, non ha quello sprint, quell'energia in più che dovrebbe avere il mese che ci porta al Natale e alle festività. Da quando siamo entrati in zona gialla c'è stato un calo fortissimo delle prenotazioni, il crollo delle cene aziendali. C'è una parte della popolazione che ha paura, molti altri non organizzano questi eventi perché c'è qualcuno che ancora non ha il Green Pass, soprattutto il Green Pass rafforzato, unitamente al fatto che c'è un costante incremento dei prezzi all'origine delle materie prime e delle utenze, soprattutto l'energetico. Pertanto il clima che si respira tra la popolazione è esattamente quello che si respira parlando con i colleghi esercenti. Stanno capendo che il risultato economico della loro impresa non è più parametrato alle loro capacità, al loro impegno, alla volontà di lavorare, alla fantasia, alla disponibilità verso il cliente, ma purtroppo dipende da fattori esterni che non siamo in grado di controllare. Nonostante ciò,
Ci siamo impegnati e continueremo a impegnarci nell'applicazione letterale della norma, perché speriamo che questa situazione possa passare con il contributo di tutti. Noi come categoria continueremo a farlo. Nonostante il Covid, i friulani continuano a essere un popolo di donatori di sangue. La solidarietà non si ferma, arriverà grazie alla Daniele che è una nuova autoemoteca. Il bilancio 2021 si chiude in positivo per i donatori di sangue. Le donazioni sono state sostanzialmente le stesse per numero dell'anno precedente, con un lieve calo attorno al 5% per quanto riguarda il plasma. Tra i centri più attivi, Gemona con un più 17% e Udine al 4% in più, 1700 i nuovi iscritti. Da sottolineare il successo della raccolta mobile che ha spinto la FDS a ricercare un nuovo mezzo in grado di soddisfare l'aumento di richieste, e l'aiuto è arrivato dalla Danieli di Buttrio. È nato così il progetto per la nuova realizzazione di un'autoemoteca che potrà servire le località più lontane dai centri ospedalieri per un totale di 335 uscite. Siamo partiti con entusiasmo e abbiamo lavorato per almeno 7 mesi sulla definizione di tutte le strutture tecniche, le attività e come configurare questa macchina che deve essere un punto di riferimento, anche un gioiello dal punto di vista della tecnologia, una macchina con 4 posti di donazione. Obiettivo dell'associazione è ora sviluppare un nuovo progetto di comunicazione innovativa con maggiore impegno nella chiamata dei donatori. Auspichiamo pertanto che ci possa essere anche il più presto un'integrazione del sistema regionale e apra l'opportunità di poter prenotare tutti i centri della donazione. Parliamo di calcio con il Pordenone che ha pareggiato 1-1 nella sfida a salvezza contro il Cosenza a Lignano, in vantaggio alla mezz'ora con una rete di Butic. Si è poi fatto rimontare a un quarto d'ora dalla fine dopo essere rimasto in 10 per l'espulsione di Barison. Sentiamo Tedino. Abbiamo commesso l'ennesima ingenuità che non ci fa fare un salto di qualità notevole. Non possiamo prendere un gol del genere, un'espulsione del genere. C'è un'espulsione soprattutto. C'è la partita sinceramente in 11 contro 11 l'abbiamo veramente dominata, perché questo è il termine esatto. La squadra ha fatto molto bene fino all'episodio dell'espulsione. In 11 contro 11 non abbiamo mai subito un tiro in porta. Però queste cose fanno sì che stiamo a parlare di aria fritta messa sulle scatole, questa roba qua, pesantemente. E in una partita da vincere a tutti i costi come dovevamo fare noi oggi non possiamo commettere questa ingenuità. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona serata. Arrivederci.